È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. E ora passiamo agli affari. Il Napoli sta già pianificando il suo prossimo grande rinnovamento nel mercato estivo. E una delle priorità della dirigenza è quella di trovare un sostituto per Romelu Lukaku. Con la quasi certa cessione di Khvicha Kvaratskhelia e la probabile partenza di Victor Osimhen, il club partenopeo avrà le risorse per investire pesantemente e rafforzare la rosa per le competizioni europee. Secondo Tuttomercatoweb, uno dei nomi analizzati dalla dirigenza partenopea è quello dell'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca. Il 23enne centravanti ha attirato l'attenzione per la sua ottima stagione, con 9 gol in 23 partite. E punta a raggiungere i 15 gol entro la fine della stagione. Tuttavia, l'alto prezzo richiesto dall'Udinese, circa 35 milioni di euro, ha scoraggiato alcuni club interessati, tra cui lo stesso Napoli, che ritiene la cifra troppo alta. Ora la domanda è, il Napoli investirà davvero molto per ingaggiare Lucca come vice Lukaku? O la dirigenza cercherà un'alternativa più economica? Vogliamo sapere cosa ne pensate, tifosi. Lucca sarebbe una buona scommessa per il Napoli? Lasciate un commento e partecipate alla discussione.